Buongiorno cari amici, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Oggi leggiamo il settimo racconto del libro I segreti di Taverner, dottore dell'occulto, ad opera di Dion Fortune. E ovviamente non lo leggeremo tutto, è un racconto piuttosto corposo, ne vedremo una prima parte. Il titolo di questo racconto è Una figlia di Pan, dunque scopriremo anche chi è questo Pan. Prima però di iniziare con la lettura, vi invito, se ancora non lo avete fatto, ad iscrivervi al mio canale YouTube e se ancora non l'avete fatto, vi invito ad iscrivervi al canale YouTube del Marietto Veneziano. Grazie. Una figlia di Pan. Taverner gettò uno sguardo al biglietto da visita che gli era stato portato. Rose, esclamò, se quelli della contea dovessero prendere l'abitudine di venire a farci visita, dovrò chiudere i battenti perché saprò che la gloria ci ha abbandonato. In nome di Belzebù, Asmodeo e alcuni altri miei amici a cui voi non siete stato presentato, cosa vuole questa donna da me? Taverner, i suoi metodi e la sua casa di cura erano guardati con sospetto dalla gente del luogo e dato che lui, da parte sua, non si curava affatto di fare prescrizioni per morbillo e influenza, raramente entravamo in contatto con i nostri vicini. Il fatto che il mio collega fosse un uomo di grande cultura e di eleganza cosmopolita non gli sarebbe stato di alcun giovamento ai tè locali, in cui un uomo veniva giudicato solo in base alle sue capacità di non offendere gli altri. Fu fatta entrare nella stanza una donna dai fianchi stretti e dalle labbra sottili. Le onde ordinate dei capelli dorati e la perfezione della pelle di porcellana erano la dimostrazione dell'eccellenza della sua cameriera personale, nonché dell'attenzione dedicata alla sua toilette. I vestiti le stavano in modo talmente perfetto da sembrare che la donna fosse stata fatta su misura per l'abito e non l'abito per la donna. Voglio chiedervi consiglio, iniziò, per la più piccola delle mie figlie. È un'enorme fonte di preoccupazione per noi. Temiamo che la sua mente non si stia sviluppando in modo appropriato. Quali sono i suoi sintomi? Chiese Taverner con il suo tono più professionale. È sempre stata una bambina difficile, spiegò la madre. Ci ha creato moltissimi problemi, è così diversa dagli altri. Alla fine abbiamo smesso di provare ad allevarla insieme agli altri. Le abbiamo preso delle istitutrici speciali e l'abbiamo messa sotto il controllo dei medici. Suppongo che la cosa abbia incluso una ferrea disciplina, commentò Taverner. Naturalmente, rispose la nostra ospite. È stata attentamente accudita. Non abbiamo lasciato niente di intentato, anche se questo ci è costato molto, e devo dire che le misure che abbiamo preso hanno avuto successo fino a un certo punto. Le sue terribili esplosioni di ira sono praticamente cessate, non ne abbiamo viste per un anno, ma il suo sviluppo sembra essersi arrestato. Prima di darvi una mia opinione devo vedere vostra figlia, rispose Taverner. È fuori in macchina, disse la madre, la farò portare dentro. Arrivò sotto la custodia dell'istitutrice che aveva tutto l'aspetto dell'eccellente Cerbero che ci era stato descritto. Sarebbe stata di certo perfetta come sergente istruttore prussiano dell'antico regime. Anche la ragazza era un soggetto molto particolare. Assomigliava straordinariamente alla madre. Aveva la stessa figura sottile, anche se nel caso della madre le spigolosità erano state smussate ad arte, mentre nella figlia erano messe in evidenza dagli abiti, nei quali tra l'altro sembrava aver dormito. I lisci capelli color grigio topo erano avvolti intorno alla testa in pesanti crocchie untuose, una carnagione smorta, occhi spenti, un'aria complessivamente goffa e arti allungati in modo scomposto completavano quel quadro sgradevole. Raggomitolata sul sofà tra le due donne che sembravano appartenere a un'altra specie e che parlavano di lei in sua presenza come se fosse un oggetto inanimato, la ragazza sembrava decisamente anormale. Di solito queste patologie mi suscitano avversione, mentre riservo la mia compassione ai familiari, eppure la ragazza che avevo di fronte non mi ispirava sensazioni negative, ma soltanto compassione. Mi ricordava un'allodola in gabbia in uno di quegli scadenti negozi per animali, con le penne rese opache dalla sporcizia e logorate dalle sbarre. Apatica, malata e triste, che non canta perché non può volare. Quale fosse stata la sua vera natura era impossibile dirlo, perché era stata modellata a tal punto dalle due donne autoritarie che le stavano a fianco da non lasciare nulla della materia originale. A loro non piaceva la sua personalità, quindi l'avevano adeguatamente soppressa, ma sfortunatamente non avevano niente con cui sostituirla e si ritrovavano con un automa inanimato che trascinavano di psichiatra in psichiatra nel disperato tentativo di riparare al danno, pur mantenendo le condizioni che lo avevano causato.
Mi scossi dalle mie astrazioni per ascoltare la madre, che era evidentemente propensa al risparmio quando si trattava del brutto natoroccolo, mentre contrattava abilmente con Taverner sulla retta da pagare. Il mio amico, che era sempre molto più interessato all'aspetto umano che a quello commerciale del suo lavoro, le venne incontro più che metà strada. Taverner, affermai non appena la porta si chiuse alle loro spalle, quello che pagheranno non basterà a coprire vitto e alloggio, non parliamo poi delle terapie. Non sono poveri, guardate la loro macchina. Dannazione, perché non vi siete fatto pagare? Mio caro ragazzo, rispose Taverner bonariamente, dovevo costare meno dell'istitutrice, altrimenti non avrei ottenuto il lavoro. Pensate che ne sia valsa la pena a questo prezzo? Brontolai, perché detesto che qualcuno si approfitti di un uomo come Taverner. Difficile a dirsi, rispose. Hanno infilato un oggetto quadrato in un foro rotondo con una tale decisione da averlo rotto, ma non possiamo dire fino a che punto finché non lo avremo tirato fuori. Ma voi cosa ne pensate della nostra nuova paziente? Le prime impressioni generalmente sono le più vere. Che tipo di reazioni ha risvegliato in voi? In un caso psicologico questi sono i sintomi migliori. Sembra che abbia deciso di lasciar perdere la vita, risposi. È sgradevole, eppure non è ripugnante. Più che provare pietà per lei, provo compassione. C'è una differenza, sapete. Non riesco a spiegarmi meglio. Vi siete spiegato bene, commentò Taverner. La differenza tra pietà e compassione è fondamentale in questo caso. Noi proviamo pietà per ciò che non siamo, ma proviamo compassione quando, se non fosse per la grazia di Dio, potremmo essere così anche noi. Sentite un'affinità con quell'anima perché in qualunque cosa sia stato ridotto il suo guscio, lei è una di noi, solo che è stata rovinata durante la creazione. È rovinata sul serio, aggiunsi. Se fossero stati poveri avrei pensato a un caso per la SPCC. La nota della SPCC dice Society for the Prevention of Cruelty to Children, Società per la protezione dell'infanzia. Vi sbagliate, rispose Taverner, è un caso per la SPCA, Society for Prevention of Cruelty to Adults, cioè Società per la Prevenzione delle Crudeltà agli adulti. E mi lasciò con questo enigmatico commento. Il giorno seguente arrivò la nuova paziente che rispondeva all'inadeguato nome di Diana. Dimostrava circa 15 anni, ma in realtà ne aveva quasi 18. Macilenta, trasandata, goffa e scontrosa, aveva la furtiva inettitudine di un cane rovinato dai maltrattamenti. Di certo non era un acquisto per le attrattive sociali del luogo e non sarei rimasto sorpreso se Taverner l'avesse segregata, ma non sembrava averne intenzione. Non la pose nemmeno sotto sorveglianza, lasciandole la più completa libertà. Non avvezza a questa mancanza di restrizioni, la ragazza sembrava non sapere cosa fare di se stessa e si aggirava furtiva come se in qualsiasi momento potesse essere punita per qualche misfatto. Girarono molte critiche interne sul modo in cui la nostra paziente veniva trascurata e di certo non costituiva un vanto per l'istituto, ma cominciai a capire a cosa stava mirando Taverner. Abbandonata completamente a se stessa, la ragazza iniziò a trovare una propria collocazione nell'ambiente che la circondava. Se voleva del cibo, doveva entrare nella sala da pranzo nell'orario in cui veniva servito il pasto. Quando le sue mani diventavano sgradevolmente appiccicose, se le doveva lavare, almeno a giudicare dagli asciugamani, visto che non si notava alcuna differenza guardandole. Oltre a questo, osservava e rifletteva su tutto quello che accadeva intorno a lei. Tra breve si scuoterà, affermò Taverner, e vedrete come l'animale selvaggio si adatterà alla società civilizzata. Un giorno fummo chiamati dalla capoinfermiera indignata e ci recammo nella tana di Diana. Era difficile continuare a chiamarla senza stanza dopo che lei l'aveva occupata per 24 ore. Mentre percorrevamo il corridoio ci assalì un forte odore di bruciato e quando arrivammo trovammo la giovane seduta a gambe incrociate sul tappeto posto davanti al focolare, avvolta nel copriletto con tutti i suoi effetti personali che bruciavano lentamente nel camino. «Perché avete bruciato i vostri vestiti?» chiese Taverner, come se questa strana e innocua bizzarria fosse all'ordine del giorno. «Non mi piacciono». «Che cos'hanno che non va?» «Non sono me». «Venite con me nella stanza di ricreazione, frughiamo tra i costumi teatrali e vediamo se riuscite a trovare qualcosa che vi piace». Ci avviamo verso la sala di ricreazione con Diana, avvolta nel suo copriletto, che zampettava dietro l'alta figura di Taverner e la capo infermiera disgustata che chiudeva quel ridicolo corteo. Non avevo alcuna intenzione di fare da bambinaia a Diana, così li lasciai fare
e mi avviai lungo il corridoio per andare a visitare un nostro paziente di nome Tennant. La sua era una triste esistenza, poiché, per quanto in condizioni normali fosse un uomo affascinante, aveva tentato più volte il suicidio e la sua famiglia lo aveva condotto a noi come paziente volontario in alternativa all'internamento in manicomio. Non si poteva dire che fosse pazzo nel vero senso della parola, ma come in uno di quegli strani casi di tedium vitae, il desiderio di vivere lo aveva abbandonato. Quale tragedia vi fosse dietro non lo sapevamo, perché Taverner, a differenza degli altri psicanalisti, non faceva mai domande. Aveva il suo modo di scoprire ciò che voleva sapere e disprezzava tutti gli altri sistemi maldestri. Con mia sorpresa trovai Tennant a esaminare una pila di spartiti. Grazie alle mie domande capii che non solo aveva una grande passione per la musica, ma che aveva studiato seriamente con l'intenzione di farne una professione. Questa era una novità per noi, perché la sua famiglia non ci aveva detto nulla a riguardo, lasciandoci semplicemente credere che i suoi mezzi fossero sufficienti per la sopravvivenza, ma non per una vita agiata, e che lui si fosse passivamente rassegnato al suo destino, sprofondando pertanto nella malinconia. Lo raccontai a Taverner durante la nostra consueta chiacchierata dopo cena nell'ufficio, a metà tra pettegolezzo e resoconto, mentre fumavamo i nostri sigari. Vediamo, commentò. Si alzò immediatamente e si recò nella stanza di Tennant. Lo portò giù, lo fece sedere al pianoforte e lo invitò a suonare. Tennant iniziò con vigore, ma continuò come un automa fino a che l'impulso non svanì. Suonò in modo fluido, ma senza il minimo sentimento. Io ho poco senso della musica, ma quel modo di suonare angosciò anche me. Alcuni degli altri pazienti presenti in salotto fuggirono. Alla fine del pezzo non fece alcun tentativo di iniziarne un altro, ma rimase seduto immobile per un po'. Anche Taverner rimase seduto in silenzio, osservandolo per vedere cosa avrebbe fatto dopo, come era solito agire con i suoi pazienti. Tennant ruotò lentamente sullo sgabello girevole finché non si ritrovò con le spalle alla tastiera e il viso verso di noi, con le mani che ciondolavano tra le ginocchia, fissando intensamente le punte delle sue scarpe. Era un uomo di 35-36 anni, prematuramente invecchiato. I capelli erano grigio ferro e il viso era solcato da rughe profonde. La fronte era bassa ma ampia, la bocca piena e curva, gli occhi ben distanziati erano molto vivaci, almeno nelle poche occasioni in cui le palpebre erano sufficientemente sollevate da lasciarli vedere. Ma furono le orecchie ad attrarre la mia attenzione. Non le avevo mai notate prima, perché quando era arrivato da noi aveva i capelli piuttosto lunghi. Evidentemente la capo infermiera era piombata su di lui con una macchinetta e lo aveva tosato fino a lasciare le orecchie scoperte, così che mi accorsi che avevano una piccola punta all'apice, che mi ricordò la storia del fauno di marmo di Hawthorne e delle sue piccole orecchie pelose. Mentre facevo questo inventario, Tennant sollevò lentamente gli occhi verso i nostri. Mi accorsi allora che erano stranamente luminosi e animali e che brillavano di un riflesso verde alla luce della lampada, come quelli di un cane nella notte. «Ho un violino nella mia stanza», affermò con una voce priva di tono. Era il primo accenno di iniziativa che avesse mai mostrato, così andai subito a prendere il suo strumento e glielo portai giù. Taverner gli diede la nota al pianoforte, ma lui la ignorò, accordando il violino a modo suo, in una tonalità nota a lui soltanto. Quando iniziò la musica era terribilmente piatta, ma dopo poco ci abituammo a quegli strani intervalli che, almeno su di me, iniziarono a esercitare un fascino straordinario. Evidentemente risultarono affascinanti anche per qualcun altro, perché Diana sbucò furtivamente da un angolo buio in cui si era nascosta senza che la vedessimo. Per qualche secondo quasi non realizzai di chi si trattasse, perché un profondo cambiamento si era verificato in lei da quella mattina. Tra gli abiti a sua disposizione in mezzo ai costumi teatrali, aveva scelto una piccola casacca verde che indossava Puck quando mettevamo in scena Sogno di una notte di mezz'estate. Qualcuno, poi scoprì che si trattava di Taverner, le aveva tagliato i capelli alla maschietta. Lunghe calze verdi sbucavano da sotto l'orlo della casacca e mostravano i contorni magri e spigolosi delle gambe. Qualche scherzo della mia immaginazione riportò la mia mente ai giorni della scuola e mentre stavo seduto ad ascoltare lo strano lamento del violino, nel quale sembravano gridare e chiamarsi l'un l'altra le voci di gabbiani, di pernici e di tutte le creature che vivono in luoghi sterili e ventosi, mi sembrò di vedermi tornare da una caccia alla lepre, acceso dallo sbattere del vento e della pioggia, lavarmi e cambiarmi tra il vapore e la confusione dello spogliatoio. Per un momento, sotto l'influsso magico di quella musica,
Provai di nuovo un senso di potere e di prestigio, perché a scuola avevo ottenuto risultati eccelsi, per quanto di basso rango fosse stata poi la mia professione. Ancora una volta fui capitano sportivo mentre scorrevo con gli occhi i nuovi ragazzi nella speranza di trovarne qualcuno promettente. Poi, in un attimo, capii qual era stata l'immagine che aveva riportato la mia mente a quei giorni passati. Le lunghe gambe fasciate dalle calze verdi erano quelle di un corridore. La struttura dei muscoli, la lunghezza delle ossa, tutto indicava velocità e scatto. Queste gambe non avrebbero fatto la felicità di una madre che voleva combinare un matrimonio, ma di certo avrebbero rallegrato un capitano degli sport. La capo infermiera comparve sulla porta come una nemesi vendicatrice. L'ora di spegnere le luci era passata da un pezzo, ma assorti dalla musica lo avevamo dimenticato. Mi guardò in tono di rimprovero. Solitamente eravamo alleati nel difendere la disciplina, ma quella sera mi sentivo come un monello ribelle e desideravo unirmi a Diana e Tennant e agli altri indisciplinati in qualche bizzarra bravata contro l'ordine pubblico. L'interruzione ruppe l'incantesimo. Per un attimo gli occhi di Diana lampeggiarono e pensai che stessimo per essere esposti a una di quelle esplosioni di ira di cui avevamo finora solo sentito parlare. Ma poi si spensero per tornare alla solita neutralità e l'adolescente sgraziata si allontanò ubbidiente con passo dinoccolato. Tennant invece rimase combattivo per un minuto, richiamato da qualche pascolo dello spirito in cui aveva trovato la libertà, risentito per il disturbo. Tuttavia la mia mano sul suo braccio e una parola autoritaria sussurratagli all'orecchio lo riportarono alla normalità e anche lui si lasciò trascinare nella scia della capo infermiera. «Dannata donna!» esclamò Taverner mentre chiudeva le finestre. «Non è adatta a questo lavoro!» Uscii fuori per chiudere gli scuri, ma mi fermai sulla soglia. «Per Giove, Taverner!» esclamai. «Sentite che odore!» Bene, abbiamo finito la prima parte di questo racconto, che come avete visto è soltanto la prima parte di 3, dunque è piuttosto lungo. Spero però che vi piaccia, e in effetti ha un suo fascino, cominceremo a entrare nel vivo al prossimo appuntamento. Io vi ringrazio per avermi ascoltato fino qui, vi ricordo che se ancora non l'avete fatto mi farebbe molto piacere che vi iscriveste al mio canale YouTube e al canale YouTube del Marietto Veneziano. Grazie come sempre e a presto, alla prossima.